bello ma complesso, diviso ma quando vuole unito. Insomma, il bianco ed il nero a Charé convivono, a volte scontrandosi, a volte invece creando realtà da scoprire. E così tra marciapiedi da sistemare ma un bel parco per i più piccoli, il retro della stazione da rivedere e la zona scolastica car free davanti alla primaria di Amicis rendono un rione unico in cui, come dicono gli stessi residenti, si sta bene. Parlando di contrasti non si può non citare un tasto molto dolente per il quartiere, il parcheggio. Più volte infatti la sosta selvaggia sottolineata dai residenti e la mancanza degli stalli, evidenziata anche dai pendolari, è stata al centro dei dibattiti social, politici e anche da consulta regionale. Parlando di temi scottanti, sul tavolo ci sono il fare e l'area che comprende l'accesso alla stazione ferroviaria. Se in quest'ultimo caso, con i lavori della velostazione quasi ultimati, la situazione potrebbe cambiare, più complessa e differente è la storia del fare. La struttura, che sorge nell'area industriale dell'ex Borgomaneri, è stata inaugurata a maggio 2007 e chiusa nella primavera 2009. Ad oggi restano utilizzati solo gli spazi dedicati ai parcheggi, che vengono sfruttati per la maggior parte dei pendolari. A Charé un vero centro non c'è, però esistono due realtà che contribuiscono a creare quel senso di comunità più volte ricercato. C'è il circolo che negli anni è diventato la piazza di incontro del rione. C'è anche la Polisportiva San Paolo che tra pallavolo e calcio conta 150 iscritti e anche attività dedicate ai ragazzi diversamente abili. Il Mama Test passato ma con qualche aspetto da migliorare, già perché tra buche, pali della luce e strisce pedonali disegnati dove non c'è una discesa, girare per Charé con il passeggino non è semplice. Un discorso simile vale anche per il sottopasso di via Venegoni, un tragitto scelto da chi con passeggino o carrozzina vuole raggiungere il centro. Bocciato anche l'accesso alla stazione, definita impossibile con una carrozzina. Tra i pro c'è il parchetto di via Bergamo, che piace perché è una piccola oasi verde. Da non dimenticare la zona scolastica, realizzata alla scuola primaria di Amicis. Il progetto, partito nel 2019 su iniziativa dei genitori, prevede la chiusura di via Somalia nei giorni di scuola dalle 8 alle 8:30, dalle 16 alle 16:30 ed il relativo divieto di transito dei veicoli in quel tratto. Un progetto che altri genitori vorrebbero riproporre anche in altre scuole cittadine.